Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo del rituale della luna. In questo nuovo ebook che troverete su ilgiardinodeilibri.it troverete appunto le istruzioni dettagliate per svolgere a casa con appunto tutte le indicazioni passo passo il rituale sulla luna. Questo dominatore intanto è un dominatore molto forte che ha un'influenza molto importante sulla vita di tutti i giorni e su tantissimi aspetti dell'esistenza. Ho già parlato abbondantemente dell'influenza della Luna in altri video, ma non ho mai dato appunto delle istruzioni pratiche per entrare in connessione e lavorare con queste energie lunari, almeno secondo la magia radionica. Chiarisco che con la magia radionica appunto abbiamo associato la tradizione dell'alta magia cerimoniale con la forza che ha appunto la radionica nel permetterci di ottenere e lavorare con le onde di forma, raggiungere appunto i nostri obiettivi. In che momento lavoriamo con la Luna e per quali scopi? La Luna è un dominatore, come dicevo, molto forte. Abbiamo già visto il lavoro del Sole, che corrisponde al giorno di domenica, la Luna corrisponde al giorno del lunedì. Sono gli aspetti, uno maschile e uno femminile, perfettamente in equilibrio, armoniosi tra loro, e si occupano appunto di aspetti diversi, mentre il Sole lavora sulle potenze psichiche, diciamo quelle consce, quelle della forza vitale. La Luna invece lavora su quello che è lo psichismo, cioè l'aspetto psichico inconscio, interiore. Dunque abbiamo bisogno di metterci in contatto con queste forze proprio per far emergere, riaffiorare doni che abbiamo tutti allo stato latente e che prevedono appunto la connessione con la sfera emotiva e la sfera dell'inconscio. Quando ci si rivolge e si compie un lavoro con la Luna, una ritualistica con la Luna? Si fa questo lavoro quando abbiamo necessità di rendere fertile le cose che facciamo, oppure appunto anche per le donne che desiderano la maternità, che desiderano diventare fertili, non che non lo siano, si presume che ci sia già, ma quando si aprono, diciamo così, alla possibilità di diventare madri, alla maternità. È diciamo un rituale propiziatorio non solo per questo, ma per moltissimi altri aspetti. La fertilità non è dunque intesa soltanto dal punto di vista biologico, non soltanto dal punto di vista meramente fisico, ma anche una fertilità in tutto quello che noi facciamo, che sono tutte le opere che noi facciamo sono opere come, alla stregua di figli, no? Sono nostre creature. E non solo, ovviamente entriamo in contatto con le energie lunari, con le forze lunari. Sempre vi ricordo che quando lavoriamo con la ritualistica ci agganciamo per il tramite di raffigurazioni esterne a qualcosa che in realtà è dentro di noi. Dunque lavoriamo sempre in realtà in noi, anche con l'ausilio delle candele, degli altri, delle altre cose necessarie al compimento del rituale. Comunque è tutta una simbologia che si riaggancia dentro di noi, con quello che entra in risonanza con quei simboli. Dunque, dicevo, la fertilità, il lavoro con l'inconscio, dunque quando vogliamo far emergere delle cose che sono latenti dentro di noi, o per esempio vogliamo amplificare la nostra capacità di sognare, di fare viaggi astrali, o di avere doni di chiaroveggenza, perciò per tutto quello che sono appunto queste facoltà che ripeto spesso sono latenti in noi. Poi ci sono anche persone che
hanno già fatto un grande lavoro su di sé in questa, in vite precedenti e magari risultano essere avvantaggiate rispetto ad altri e hanno già questi doni diciamo più amplificati. Comunque sappiate che appunto lavorando con questo dominatore abbiamo questo genere di esiti e possiamo appunto fare questo genere di richieste. Un'altra cosa molto importante è per tutto quello che riguarda la casa, perché la Luna domina il settore appunto del focolare domestico, di quello che è inteso proprio come il calore della famiglia e dunque serve anche come benedizione alla famiglia e come anche l'individuazione della casa più giusta per noi e la benedizione, insomma, diciamo così, anche del nostro domicilio, della nostra casa. Dunque, ripeto, ci sono le istruzioni passo passo, è tutto spiegato in modo semplicissimo, viene detto addirittura con una scaletta di tempistiche cosa fare a determinati orari, in determinati momenti, è spiegato anche quando usare e come usare appunto questo rituale per ottenere anche accrescimento, che anche poiché la Luna appunto collaborando con gli altri dominatori accresce il significato di questi e dunque è anche possibile utilizzarlo per altri scopi, non soltanto per quelli che ho menzionato poc'anzi. A questo punto vi invito, se avete l'intenzione di fare la collezione dei rituali con i dominatori planetari, ad acquistare appunto la vostra copia dove sicuramente troverete tutte le risposte e tutte le indicazioni anche per quello che riguarda il lavoro con la Luna nelle varie case. Viene spiegato insomma tutto in dettaglio. Vi ringrazio a questo punto per avermi ascoltato fino qui, buon proseguimento, buona lettura e a presto dalla vostra Hildegarda.